Buonasera e benvenuti qui al Campo Ciriaci. Si affrontano la neofita della Lega, il Real Granella, contro i vice campioni in carica, la Golbet Calcio 8. È tutto pronto, siamo qui a centrocampo. Andiamo a leggere le liste durante i saluti di rito. Con il 19 Carboni, con il 99 D'Anversa, De Marco con la maglia numero 8, Galassi numero 10, il numero 3 Garofalo con il numero 20 Morezzi, senza numero Para in porta col 23 Princigalli, 14 Santini, 6 Sterbini, 11 Stornelli, 16 Stufa, 7 Tubani. Questa è la rosa di Mister Carboni. Per il Real Granella con il numero 13 Alessi, con il numero 9 Angelucci, Bellucci con il 18, Cannillo con il numero 8, Fattori con il 14, con il 12 Pitruzzella, con il 6 Pratesi, con il numero 1 Stancati in porta, Tramacere con il 10, con il 4 Tuzzi, allenatore Brutti. È tutto pronto. Centrerà la Golbet Calcio 8 con Princigalli, ex Testaccio, quest'anno giocava con il CJ, il numero 23 dei Blu Cerchiato. Parte Princigalli, centra all'indietro per il numero 7, subito adesso Morezzi a gestire il pallone, ad allargare su un compagno, viene incontro con il numero 11 Stornelli, ancora con il 16 Stufa all'indietro. Per il capitano con il numero 6 Sterbini, perde palla la Golbet. Adesso Real Granella a impostare la manovra. Capitano per il numero 8 Camillo, ancora all'indietro, un lancio del difensore centrale, sarà rimessa laterale per la Golbet. Fase di studio per le due squadre. Il Real Granella è riuscita a fermare il Cotton nella prima giornata della Lega 1-1, mentre i Blu Cerchiati hanno vinto 4-0 con il Peperino. Adesso Morezzi, siamo nel cerchio di centrocampo, per il numero 11 che viene incontro, Stornelli, perde palla però la Golbet, la recupera subito con Princigalli che si gira, fascia destra, si appoggia all'indietro per Stufa, perde palla, riparte il numero 18 del Real Granella, è costretto a tornare indietro. Bellucci si appoggia sul numero 9 Angelucci, il suo tiro è velleitario. Giro palla per gli uomini di Mister Carboni. Stufa la porta, si ferma a centrocampo, cerca un compagno libero, è costretto a tornare indietro da Opara, che la serve per il capitano Sterbini. Sterbini porta palla, gioca la Golbet, il colpo di tacco di Princigalli è impreciso per l'inserimento di Morezzi. Ora è il Real Granella a imbastire la manovra. Princigalli cerca di far correre un compagno, ci riesce, intercetta però Tramacere. Serve il numero 8 del Real Granella che va sulla fascia destra, interviene Opara a stoppare il cross ancora da fuori. Il numero 6 Pratesi impressiona adesso il Real Granella. Tramacere cerca di girarsi, si appoggia su Bellucci, ancora per Pratesi che fa partire il destro,
sfila al lato della porta difesa da Opara. Bevi e voglio sentire voce piena come City United, perché sennò non si sente nemmeno Opara per Stufa, porta palla Stufa sulla destra, cerca Sterbini, avanza col pallone, il suo passaggio viene però intercettato, ripartirà dalla touche Real Granella. L'arbitro fa arretrare la battuta, ma Angelucci, la rimessa a Bellucci viene incontro, ma Angelucci sceglie di passarla a Tramacere, che è di spalle però, fa fatica a girarsi, poi una carambola su Stufa, fallo laterale. Angelucci, attenzione il tiro, la deviazione, Opara cerca di evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, Bellucci e Angelucci dal corner, subito lo scambio corto, Angelucci il cross, anticipa tutti Stufa e mette di nuovo in calcio d'angolo. Opara cerca di dare una strigliata ai compagni, Real Granella sta prendendo campo, subito il cross in mezzo con il destro, Opara con i pugni ad allontanare Bellucci, appoggia per Tramacere, bravo Princigalli, però a stopparlo il fischio dell'arbitro. Si riprenderà da un calcio di punizione. Il capitano, subito giro palla del Real Granella, viene incontro Pratesi, adesso il pallone che arriva a Stancati, ancora per un compagno, palla che arriva a Bellucci, all'indietro per il numero 8, cerca di far correre Angelucci, intercetta tutto però Stufa, ora Morezzi, è venuto bene incontro, ha cercato il numero 7 Tubani allarga per un compagno, il cross per una zona di campo dove non c'era nessuno, rimessa laterale. Ogni tanto ti mangi la prima lettera. Vabbè. Tuzzi lascia ad Angelucci. Angelucci lungo, a cercare Tramacere, scavalcato dal pallone. Stufa si accinge a rimettere in gioco il pallone, c'è un time out chiamato dalla Goldbet. Si riparte dal fallo laterale di Stufa per Morezzi, che cambia gioco per il capitano, cerca un passaggio filtrante, non riesce, interviene Pratesi che la manda dall'altra parte del campo, addirittura è costretto ad intervenire Opara, si appoggia su Stufa ancora allarga per il numero 6 blu cerchiato, viene incontro il numero 11 Stornelli, all'indietro per Stufa che allarga su Princigalli, può convergere sul sinistro, non riesce, il doppio passo, fallo laterale, Morezzi, buono lo stop, appoggia un compagno, Stufa, Princigalli tenta il cross di prima, non riesce, troppo basso, allontana il Real Granella e allora Stufa a mettere ordine, ora Morezzi, centrocampo, pallone allargato per il numero 3 Bucerchiato, il cross con il sinistro arriva dall'altra parte per Princigalli che si appoggia su Morezzi, è un po' corto però l'appoggio, ora Stufa di là per il numero 3 Garofalo, intanto il tiro, è intervenuto Pratesi all'interno dell'area, poi Stancati a bloccare. Pratesi, Tramacere per
Tuzzi, il pallone sul numero 7, arriva il numero 11 della Golbet, stancati a chiudergli lo specchio e a indurlo in errore. Dai Enrico, vieni Enrico! Stancati per Tuzzi, viene incontro Tramacere in avanti per Bellucci che buca lo stop, interviene Stufa, si appoggia sul suo capitano, ancora palla per Stufa, di forza a cercare Princigali, si inserisce nel frattempo il numero 11, Princigali però ha tentato un tiro che è stato deviato, ha sorvolato la traversa, sarà corner. Così. Dai! Siamo a difendere qua. Via! Morezzi a sistemare la palla sul corner. Va Morezzi, il cross dentro, sfila, c'è stata anche una deviazione di un giocatore del Real Granella che la Tusce, la Golbet, tra le proteste della panchina Amaranto. Interviene bene Morezzi, pallone troppo orizzontale, giocato dalla squadra di casa. Tranquilli per favore. Subito l'arbitro a redarguire la panchina del Real Granella che aveva protestato in occasione del fallo laterale concesso ai blu cerchiati, stancati per il capitano Tuzzi. Tuzzi si guarda intorno, poi trova Tramacere, cerca di allargare Tramacere per Angelucci, non ci riesce, riparte la Golbet con il numero 7 Tubani, si appoggia su Morezzi, bravissimo per Garofalo, non riesce nello stop, pallone che aveva rimbalzato e si era poi alzato sopra la testa del numero 3. A ricevere Pratesi, che chiede movimento ai compagni. Tramacere, 10° minuto, il parziale è ancora di 0-0 Real Granella e Golbet. Tramacere per Tuzzi, si inserisce il numero 8 Amaranto, ma interviene bene la difesa della Golbet. Morezzi tiene il pallone, allarga per Tubani, uno scambio tra Morezzi e Tubani, non riesce, Bellucci quasi da centrocampo, un rimbalzo che stava per ingannare Opara, poi in due tempi però è stato bravo a bloccare Morezzi. Stufa per il numero 11 blu cerchiato, Stufa, Morezzi porta palla con il destro da parte per Princigali rientra sul sinistro, attenzione, Princigali in doppio passo, potrebbe addirittura tentare il tiro, invece cerca di convergere dall'altra parte con un cambio di gioco un po' lungo, sfila sul fondo. Il portatore, Ebri! Stancati a rimettere in gioco. Il portatore, basta, vai! Vai! Le due squadre con timore riverenziale si affrontano quest'oggi. Forse la squadra di Carboni ha studiato il Real Granella, ha visto la prima giornata contro il Cotton. Morezzi per il capitano Sterbini, allarga per Garofalo, a cercare il numero 11 dei blu cerchiati, interviene poi Peniccigali, se la porta sul fondo, portata fuori, oltre la rimessa laterale. Di qua, oh!
rimessa lunga per Bellucci, viene però anticipato bene. Fischia anche un fallo l'arbitro su Morezzi. È proprio il numero 20 ad avvicinarsi al pallone, se la posiziona. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Potrebbe tentare il tiro diretto a rete. L'arbitro fa rispettare la distanza. 2 uomini in barriera. Tanti uomini in aria pronti per un cross o per un'eventuale ribattuta sul tiro di Morezzi. Stancati viene anche disturbato da Princigalli, va proprio Morezzi, una deviazione. L'arbitro concede un calcio d'angolo. Va Princigalli a rientrare con il sinistro. Parte Princigalli, il cross, il colpo di testa di Stufa. Pallone che si impenna davanti alla porta di Stancati. Buona occasione questa per la Goldbet. Bravo il giocatore del Real Granella nel dribbling. Angelucci viene anticipato secondo l'arbitro irregolarmente da Stufa. Stufa va sotto l'arbitro. Gesto forse un po' irriverente. Viene ammonito Stufa. Ammonito Stufa dal direttore di gara. Tramacere sul pallone. Sul pallone Tramacere, Pratesi e Angelucci. Potrebbe andare Tramacere con il sinistro. Va Pratesi con il sinistro. Il pallone è alto. Opara sembrava essere sulla traiettoria. Ora il pallone per Morezzi. Allarga tutto su Stufa che può portare il pallone a campo. Cerca subito il numero 11, anticipato bene però dal difensore del Real Granella. Bellucci protegge il pallone, un dribbling di troppo, se la lascia sfilare. Ora Tubani, non riesce il dribbling, bravo Tramacere a fermarlo. Pratesi subito, giocata veloce questa punizione. Pratesi per Angelucci, Angelucci cerca di rientrare sul destro, viene fermato bene da Stufa. Stufa ancora porta palla, un ennesimo dribbling. Stufa cerca il fondo. C'è fallo di Tuzzi secondo l'arbitro, un'ostruzione. Arrestato irregolarmente la corsa del numero 16. Secondo giallo della gara per il capitano Tuzzi, forse per una protesta reiterata nei confronti dell'arbitro. Princigalli e Morezzi sulla palla. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Morezzi la tocca per Princigalli che torna su Morezzi. Il cross, il tiro cross di esterno destro, una deviazione, pallone che è andato al lato, non di troppo. Time out chiamato ancora una volta dall'arbitro. Si ripartirà da Stancati, è il 17° minuto circa.
subito un lancio di Stancati a cercare Angelucci, atterrato da Tubani, sembra un po' nervoso quest'oggi, numero 7. Tuzzi all'indietro per Tramacere, il jolly del Real Granella, si muove in ogni parte del campo. Tuzzi a portare palla con il sinistro. Angelucci cercava un cambio di gioco, poi ci ripensa, torna indietro da Tuzzi, stop con la suola, Tuzzi sbaglia però l'appoggio, Tubani è stato bravo questa volta a intervenire, il pallone che rimane però in possesso del Real Granella. Cannillo cambia per Tuzzi, grande sicurezza lì dietro per il Real Granella. Tramacere col sinistro, interviene Morezzi, fallo laterale, lascia ad Angelucci, numero 10, subito Tramacere a prendere palla col sinistro, il cross molto insidioso, rasoterra con il sinistro, non c'era però nessuno all'interno dell'area di rigore per ricevere il passaggio del fantasista Amaranto. Stufa, anche lui un po' nervoso, si è fatto ammonire. Colpo di testa di Alesse verso Tramacere, tenta addirittura il tiro Cannillo, il pallone però non ha impensierito Opara. Opara cerca il capitano Sterbini, Morezzi, Stufa ancora per Morezzi, fermato bene da Tramacere, c'è fallo. Tramacere bravissimo in interdizione quanto ad impostare, batte subito la colpetta per Pincicalli con il sinistro a cercare Tubani, rientra sul sinistro, Tubani, il palo di Tubani, La prossima va fuori. l'arbitro ancora una volta a redarguire la panchina del Real Granella. Numero 1 in maglia arancione, la scampata bella sul tiro di Tubani, Tramacere sbaglia l'appoggio, Tubani per il numero 11, sale Garofalo, Alesse per Tramacere, ancora all'indietro per Alesse, il lancio, Tubani sembra essere entrato in partita dopo il gol, sì, dopo il tiro che ha preso il palo, si è caricato il numero 7 Sterbini per Morezzi, all'indietro per Stufa il numero 11 della Golbet, Tubani, bravo Pratesi a riprendere palla, Angelucci, scontro con Principalli, alla meglio il numero 23, no, commette fallo. Giallo per Tubani che viene ammonito, c'è tanta tensione, si vede che le due squadre ci tengono a fare bene quest'oggi. Dai! Tubo! Oh! Accorcia qua! Tramacere vicino per Cannillo che torna ancora sul numero 10, imposta col sinistro, cerca di entrare Angelucci che va giù. Avevamo pensato ad un calcio di rigore, invece ha commesso fallo in attacco il numero 9 Sterbini per Stornelli che si appoggia sul numero 20 Morezzi, va a lanciare lungo, bravo Stancati ad uscire ed anticipare Garofalo, era Tuzzi, il capitano della squadra di casa, lancio lungo, Bellucci pensava di avere forse un compagno alle spalle, ha lasciato sfilare.
riprende da fallo laterale la Golbet, impreciso lo stop di petto di Princigalli, e allora fa girare Real Granella. Tuzzi, un secondo di troppo. Siamo tutti qui a fare da solo, Tuzzi, fallo laterale, il pallone per evitare di perderlo. Angelucci stoppa con la suola, Morezzi a fermarlo, commette fallo. Angelucci e Bellucci sul pallone. Si allontana però Bellucci, para posizionare la barriera, 3 uomini per lui. L'arbitro fa rispettare la barriera. Da Angelucci. Il fischio dell'arbitro. Angelucci col destro! Para. È bravissimo a respingere, anche se il tiro era un po' centrale. Sterbini ad allargare per Morezzi. Morezzi cerca un compagno libero, costretto a tornare da Sterbini, che va su Garofalo. Stornelli controlla male. Alesse abbatte il fallo laterale, intercetta Garofalo. Pratesi protegge il pallone e si appoggia su un compagno. Lancio lungo, Bellucci non riesce ad arrivare. Pallone che sfila fino ad Opara. L'arbitro nel frattempo dà un minuto di recupero, ultimo minuto per entrambe le squadre per sbloccare il parziale. In attacco la Golbet, forse l'ultima occasione per i blu cerchiati. Tubani, Princigalli appena fuori dall'area di rigore. Princigalli, una serie di finte, se la porta fuori. E così Tuzzi potrebbe cercare l'ultimo attacco, la squadra di Mister Brutti. Tuzzi, lunghissima la rimessa, Morezzi forse troppo il gomito. Da fallo contro l'arbitro. 3 quarti defilati sulla destra. Andrà Princigalli dal sinistro a mettere dentro, molto probabilmente. Finisce invece il primo tempo, l'arbitro non permette di battere l'ultima punizione. 0-0 il finale del primo tempo. Siamo pronti per ripartire con il secondo tempo di Real Granella Golbet calcio 8. Tutto pronto, si riparte. Palla all'indietro per Pratesi. Cercare Bellucci, c'è subito un fallo nei confronti del numero 6. Sono rientrati molto forte i blu cerchiati. Sono subentrati Carboni e il numero 10 Galassi per la squadra ospite. A Pratesi con il sinistro in porta, pallone che si impenna. Prepara a dare indicazioni ai compagni. Stufa, porta palla, cerca Galassi. Controllo un po' difficile per lui. Commette poi anche fallo su Pratesi. Tuzzi battere questo calcio di punizione. Siamo appena dietro la linea di centrocampo. Pratesi
Pratesi in avanti, interviene bene Stufa. C'è fallo. Simone, caccia! Dopo tutti che hanno formazione iperoffensiva dentro Cannino. Tramacere è pronto a partire con il sinistro. Va Lorenzo Tramacere. Già in gol la prima giornata, il numero 10. Va Tramacere col sinistro. A cozzare contro la barriera. Poi Angelucci. Barriera. Opara. Per Sterpini. Stufa. Sterbini per Galassi, rientra sul sinistro, poi serve Stufa con l'esterno. Morezzi prendere palla tra le linee, serve Tubani, palla sul destro, Tubani! Bravissimo Cannillo, forse anche involontariamente a salvare sulla linea. Poi subisce fallo Tramacere. Riparte subito il Real Granella con Angelucci. Grande occasione per Tubani. Si è acceso il numero 7 della Goldbet. Non un grande inizio di partita per lui. Bellucci. Pratesi porta palla sul sinistro. Ci sono solo uomini della Goldbet, torna indietro. Angelucci gira su se stesso, commette fallo. Secondo il parere dell'arbitro. Sterbini per Carboni. Galassi a cercare Tubani, numero 7, affrontato bene da Tramacere. Tubani si appoggia su Galassi, cercare Morezzi che lascia spilare per Princigalli, è affrontato bene da Alesse. Princigalli all'indietro per Tubani, non riesce, viene poi fermato. C'è un ennesimo fallo fischiato dall'arbitro in questo secondo tempo, rimane a terra Pratesi. Tuzzi andrà a rimettere in gioco il pallone quando siamo al quinto minuto di gioco. Alesse, lancio lungo, la sponda di Bellucci di testa, Tramacere viene spinto da Galassi, secondo l'arbitro tutto regolare. Allontana poi Galassi, palla che torna a Bellucci. Pratesi sbaglia l'appoggio, Opara interviene subito in avanti per Princigalli, da solo però cerca di girarsi, non riesce. Adesso sbaglia anche il fallo laterale il Real Granella, errore però anche dalla controparte. Adesso Cannillo cerca il compagno libero, lo trova in Pratesi. Pratesi ancora per Cannillo. Lo scambio tra i due. Interviene bene Galassi per Carboni. Palla di là per Morezzi. Non c'è nessun compagno libero. Ancora il fischio dell'arbitro. Sta un po' spezzettando la partita. Assistente di gara. Ora Princigalli in avanti. Per Tubani una serie di finte, murato da Cannillo, molto bene, Galassi tenta il sinistro anche lui, c'è Alesse sulla traiettoria. All'indietro Carboni, gamba tesa di Cannillo,
Ancora un fallo. Galassi subito per Morezzi. Morezzi rientra sul sinistro. Tubani! Il destro di Tubani che brucia stancati. L'1-0 della Golbet, calcio a 8. Tramacere adesso si affiderà proprio a lui, il Real Granella, per riagguantare questa partita. Siamo solo al 7° minuto di gioco. Subito palla per Angelucci, è bravissimo Carboni a mandare in angolo. Da Bellucci, fallo laterale. Bellucci per Tramacere, anticipato bene da Morezzi, commette anche fallo, il numero 10 del Real Granella. Mister, prego, s'accomodi pure. S'accomodi. Dopo una serie di proteste da parte di Mister Brutti, l'arbitro decide di allontanarlo dal campo. Che t'ha detto? Che t'ha detto di buttarlo fuori? A volta che ha Sterbini a servire Stufa, mentre è uscito l'allenatore del Real Granella. Adesso un po' in confusione la squadra di casa e arriva il gol di Carboni, un'indecisione tra il numero 4 Tuzzi e Stancati, ne ha approfittato il numero 19. 2-0 per la Golbet. Giratevi! Ora si mette male per il Real Granella, con Mister Brutti a seguire dalla tribuna. Non ci voleva questo secondo gol. Aveva tenuto bene finora la difesa degli Amaranto. Ora Stufa. Galassi porta palla, allarga per Princigalli che rientra sul sinistro. Ancora Princigalli, una finta di troppo. Angelucci addirittura a togliergli la palla e Stancati al rinvio lungo nella zona di nessuno. Troppo lunga per Bellucci. Adesso vediamo se sarà brava la squadra di casa a riprendere questa partita. Stufa ora cerca di addormentare il match. La squadra di Mister Carboni. Morezzi servito a spazio, Morezzi può andare sul destro, non riesce a rientrare. Princigalli che zoppica, sembra aver subito un infortunio. Adesso infatti nel frattempo il tiro di Angelucci, bravo Para a distendersi. Perché l'hai detto così piano? Perché Angelucci all'indietro subito per il neo entrato numero 14 che rientra sul destro. Il tiro! La palla che si impenna. Ale, occhio Ha entrato bene i fattori nel match Carboni. Troppo forte per Tubani che non riesce a stoppare di petto. Ora Tuzzi per Pratesi. Era Alesse, scusate, sbaglia l'appoggio comunque Pratesi. Per il compagno Tush. Va Carboni all'indietro per Galassi, lo stop con il sinistro, sbaglia l'appoggio, non ne ha approfittato Angelucci però, preso anche lui in controtempo.
Sterbini. Cambia per Galassi, tenta finta, anzi il lancio con il sinistro, poi con l'esterno su Stufa. Stufa, ancora un cambio di gioco per la Golbet. Cannillo a mettere in fallo laterale. L'appoggio dell'entrato Fattori per Carboni, ancora Fattori. All'indietro Morezzi, è bravissimo, stancati. Stai là davanti, tu boh. Quadrati qua, oh. Tuzzi cerca e trova Cannillo, un po' lungo però lo stop, quindi ne approfitta Carboni che serve Princigalli all'indietro per Sterbini. Angelucci Morezzi, l'arbitro a fallo, Carboni a protestare. La ammonisci, ti strilla in faccia, la ammonisci. Ok, va bene così. Angelucci e Tramacere sul pallone. Faccia la ammonisci, a me mi piace io. L'arbitro chiama una punizione di seconda. Sarà forse Tramacere a toccare per Angelucci, 3 uomini in barriera. C'è anche il numero 6 della squadra granata, Angelucci a prendere la barriera. Abbiamo visto spesso i giocatori del Real Granella andare in fase di disturbo su Opara nello svolgimento dei calci piazzati. Carboni si accinge a rimettere in gioco la palla, il bravo Tramacere di testa a cercare e trovare Cannillo che appoggia sul numero 6 Pratesi, il muro però dei ragazzi della Golbet. Galassi all'indietro per Carboni, fascia sinistra, Carboni rilancia male, Pratesi interviene. Chiamava un fallo Angelucci, ma il Real è ancora in possesso di palla. Cambio di gioco di Cannillo, un po' arretrato. Ora Alessi, ora Cannillo, in mezzo a 2 riesce ad andarsene. Cannillo torna sul destro, azione un po' solista del numero 8 Tramacere. Morezzi affrontato dal numero 14 Fattore in maniera fallosa. Tanti falli quest'oggi qui al campo Ciriaci. Siamo al minuto 15 e il risultato è di 0-2 per la Golbet. Galassi sbaglia l'appoggio, può portare palla Fattori, non riesce la ripartenza. Real Granella, fallo di Morezzi. Occhio qui, oh! Angelucci sul pallone, 2 uomini in barriera. Cannillo sempre a disturbare Opara. Angelucci col destro prende la barriera, corner. Andrà Cannillo con il destro a rientrare, proprio Cannillo, il cross è lungo, interviene Stufa, fallo laterale. Fattori, Tuzzi anticipato, può ripartire la Golbet. Palla per Morezzi sul destro,
Il cross non passa, torna però all'indietro per Galassi, col sinistro non riesce. Il colpo di testa poi del numero 7 Tubani, doppietta per lui quest'oggi, 3-0 Goldbet. Mauro! Mauro! Time out chiamato dal Real Granella.